Salve a tutti amici, bentrovati. Transita un veloce fronte freddo sull'Italia che porterà qualche disturbo dapprima sul nord-est e poi rapidamente a scendere verso il centro-sud, specialmente la fascia adriatica. Dopo il tempo si metterà di nuovo abbastanza tranquillo in attesa di una perturbazione invece che potrebbe interessare in maniera più decisa l'Italia proprio a cavallo del prossimo fine settimana. Ne riparleremo. Intanto abbiamo parlato di questo fronte freddo che darà qualche disturbo appunto sul nord-est, a scendere sulla fascia adriatica del centro e poi con il passare delle ore il tempo tenderà leggermente a peggiorare anche su alcune zone del sud. Non si tratta di una vera e propria perturbazione, si tratta, come abbiamo detto, di un fronte freddo, o meglio di un fronte temporalesco che porterà qualche nota di instabilità sparsa qua e là in un contesto comunque di spiccata variabilità. Gli effetti non si faranno sentire praticamente per niente per quello che riguarda il nord-ovest, la fascia tirrenica del centro, la Sardegna. Le temperature ovviamente caleranno per effetto appunto di aria più fredda che riporterà le temperature su valori un po' più normali per la stagione, e nelle successive 24-48 ore il tempo, abbiamo detto, tornerà piuttosto tranquillo, ma con un tipo di clima un po' meno caldo rispetto a questi ultimi giorni, quando abbiamo registrato temperature decisamente superiori alla media stagionale. Per adesso è tutto amici, a più tardi.